Allora, amici miei, State capendo quello che vi sto spiegando? Vi state lasciando affascinare dalle idee di libertà, dal mistero della vita e dall'ordine spontaneo degli esseri umani che in libertà e facendo il bene per se stessi riescono a fare il bene delle proprie comunità, della propria famiglia, della propria comunità. Come diceva Aristotele, la filia, nella politica la filia, ok? L'amicizia, l'amore è quello che lega una comunità ed è quello che lega i sardi fra loro e che non lega i sardi agli italiani più di quanto non si sentano legati agli africani, ai francesi, agli eschimesi, ai tedeschi. Perché io non provo niente per gli italiani ed è quello che ho spiegato, bellissimo. È stato bellissimo spiegare a Vannacci che io non mi sento italiano, non voglio essere chiamato italiano e non morirò italiano. E per quanto mi riguarda, il tricolore, la bandiera italiana fa ombra al nazionalismo sardo. Nazionalismo che non è soltanto che rimane un'idea fine a se stessa, se logicamente non si esplica nella liberazione delle tante anime sarde. Infatti io non sono il primo indipendentista che non parla di popolo sardo, ma parla di popoli sardi. 100 goncas e 100 berritas, ognuno che si mette il proprio cappello, è una cosa normale. Chi l'ha detto che in Sardegna deve esistere un popolo? Chi l'ha detto? Così come non esiste il popolo italiano, ve lo ricordate la famosa frase abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, cosa che non è mai stata fatta perché non è possibile. Come ho spiegato a Vannacci, avreste dovuto vedere la faccia di Vannacci quando gli ho detto che secondo me, come Metternich, l'Italia è un'espressione geografica, non esiste Vannacci e Vannacciani sardi, non ce ne frega, lo dico serenamente, non ce ne frega un cazzo della vostra Italia, un cazzo. E chi è convinto che le soluzioni di Vannacci siano nel solco della liberazione dei sardi è un pazzo fottuto o un mistificatore. Vannacci è un terribile socialista esattamente uguale a tutti gli altri. Abbiamo visto che adesso sono in fermento questo socialistame, che l'Italia, la politica italiana di Sardegna si sta premurando di accarezzare i peggiori contraffattori di idee, ok? Per portarli in Italia. E la mia richiesta è: cazzo, prendeteveli tutti. C'è gente disgustata all'idea che Desiré Manca, Comandini, Truzzu, Giagon, un chi per loro vadano via dalla Sardegna. Santo Dio! Portateveli via dalla Sardegna, che sparisca questa gente dalla Sardegna, non li voglio più vedere, perché sono insopportabili nella loro mediocrità e nella loro idea malata che affonda le radici nella considerazione del fatto che rubare a voi, alle vostre famiglie, togliere il pane ai vostri figli, limitare la vostra capacità di spendere e risparmiare in favore del loro diritto a decidere per voi sia la soluzione per i sardi, per il benessere dei sardi. Ma è impensabile che questi malati di mente, grillini, piddini, Forza Italia, 2020, Futuro Nazionale e che chi più ne ha più ne metta di disagiati italiani spariscano dalla Sardegna. Anche perché poi vedete, prima di tutto la Sardegna, chiaramente, per queste escrescenze italiane è solo un trampolino di lancio per continuare a grattarsi i coglioni in maniera esponenziale. Perché in Sardegna gente inutile come Desiré Manca si gratta i coglioni. Per poi salire in Italia e grattarsi a un livello ancora superiore. Guardate che cosa fanno i politici come Cappellacci, cosa fa Francesca Ghirra. Gente che non esiste, non serve a niente. Perché prima di tutto non esiste questa filia fra il governo italiano e l'amministrazione dei sardi. Quest'idea del governo amico non esiste, il governo è nemico, l'amministrazione italiana, il governo italiano è nemico dell'interesse dei sardi, probabilmente è amico di alcuni italiani di Sardegna che vivono sulle nostre spalle, ma come dico sempre, è da tanto tempo, ormai, è tempo che i sardi abbiano una loro rappresentanza. La rappresentanza dei sardi può essere soltanto nel solco dell'indipendenza, perché è ovvio, come ho spiegato tante volte, che lo statuto autonomistico gestisce gli interessi, come è scritto all'articolo 1, gestisce gli interessi italiani, ok?
gestisce l'interesse degli italiani nel solco dell'interesse nazionale che grava sui sardi. La Sardegna è una servitù. Ve lo ricordate la definizione? Ricordate la definizione di servitù che c'è sulla Treccani? L'ha scritta un italiano di Sardegna, Pubusa, Andrea Pubusa, che è un italiano di Sardegna, che crede nella Costituzione, che parla un sardo fluente, ma è un anti-indipendentista. Quindi, che problema c'è? Quando la gente mi dice Carlo devi parlare in sardo, se non parli sardo non sei un vero indipendentista sardo. Guardate Andrea Pubusa, un italiano di Sardegna che parla un sardo fluente, pure un odiatore di sardi. Quindi non è vero, potete parlare la lingua che volete, che comunque se rimanete nel solco dell'interesse nazionale italiano, della Costituzione più bella del mondo, siete degli italiani nati in Sardegna. Infatti dico sempre che in Sardegna ci sono almeno due etnie. Un'etnia dei popoli sardi e poi ci sono gli italiani nati per sbaglio in Sardegna come Alessandra Todde, Cappellacci, Truzzu, i vari Vannacciani, cioè questi sono italiani di Sardegna, la gente che si mette il tricolore è italiana anche se è nata in Sardegna. Io il tricolore non me lo metto e anche quando mi eleggerete presidente della Sardegna col cazzo che mi metto il tricolore, non me lo metterò e darò inizio a una ribellione anche simbolica nella forma e soprattutto nella sostanza. Perché come parlavo con Ganao nell'intervista, non so se l'avete vista sul mio profilo, intervista che ho fatto all'ex presidente del Consiglio sardo, Ganao, un esponente, un pezzo da 90 del PD, lui aveva tanto da ridire sullo statuto sardo che va ridiscusso. Secondo me bisogna alzare l'asticella. È da ridiscutere il rapporto, la Costituzione italiana va ridiscussa, ok? Per gli stessi principi per cui e per gli stessi motivi per cui va ridiscusso lo Statuto sardo. Perché è cosa antica, cosa beccia, roba scritta e pensata da gente nata nell'Ottocento per rapporti instauratisi a seguito di un conflitto terribile che ha visto l'Italia sconfitta. Sono passati più di 80 anni, io non mi sento italiano, c'è tanta gente come me che non si sente italiana e che è stanca di essere rappresentata in Sardegna da Giorgia Meloni. Ma che mi frega? Per esempio è venuto in questi giorni l'ambasciatore Fertitta americano a parlare di quello che gli americani vogliono fare in Sardegna, che vorrebbero investire, come vogliono investire tante altre persone. Ecco, ma vi pare che Fertitta debba parlare venendo in Sardegna di Giorgia Meloni? Ma a me che cazzo me ne frega di Giorgia Meloni? Io non conosco neanche so che esiste questa Giorgia Meloni lì, altrove, oltre il mare, so che ha dei ministri, alcuni sono probabilmente anche italiani, afferenti a etnia di italiani di Sardegna, non mi frega niente, non conosco i loro nomi, non conosco la loro vita, non esiste l'Italia per me, esiste tanto quanto esiste la Francia, come vi ho detto, esiste la Lapponia, esiste, non lo so, il New Hampshire, esiste la Mongolia, esiste il Kazakistan, esiste anche l'Italia, ok? Non mi frega niente, io voglio stare in buoni rapporti con tutti, ma non prendo ordini da nessuno. Non di sicuro dagli italopitechi, ok? Che sono un coacervo di socialisti vergognosi che si dividono fra gente che sbrodola per i fascisti, filofascisti, tipo Vannacci, Meloni e roba del genere, Erpecora o cose così, e poi tutti gli altri che invece nel loro immaginario hanno questo fantastico Gramsci, Berlinguer, Segni e tutta questa cossiga, questa burrumballa di socialisti dell'altra parte, ok? Cioè dell'altra parte. A me non frega niente, io ragiono da sardo, da nazionalista di libero mercato, ossia da persone che riconosce l'identità sarda, il nazionalismo sardo, ma che lo declina nel libero mercato, perché il nazionalismo non è un'entità perenne e cristallizzata, ma è qualcosa che si evolve nel tempo. Il miglior modo per far evolvere un'idea di nazionalismo è quella di libero mercato. Molto semplice, magari ve lo spiegherò meglio, ma oggi mi interessava parlare più che altro di utilizzare un post che ha scritto un ragazzo, una serie di domande che mi ha scritto un ragazzo sulla necessità, sull'importanza dell'indipendenza in Sardegna. Rispetto al video che ho fatto ieri dove sputtanavo le stronzate che dice Vannacci sul costo della benzina, perché Vannacci è un mistificatore e chiunque, ripeto, non mi frega un cazzo di quello che succede in Italia, io non voto per l'Italia, non voto alle elezioni italiane, se voi volete votare Vannacci o qualcun altro nella convinzione che qualcuno
votato in Sardegna per andare in Italia, faccio i vostri interessi, per me siete dei pazzi. Il mio consiglio è disertate le urne, fate capire chiaramente agli italiani che spacciao sulle bruco, che a noi non ce ne frega un cazzo di quello che succede in Italia e che qua è arrivato il momento di ridiscutere chi comanda in Sardegna, perché io all'Italia non voglio dare niente voglio dare all'Italia e non sento di dover dare niente, prima di tutto per una questione di filia che non esiste. Io a fianco a me avevo a fianco a me Vannacci che faceva il prepotente. Quando io gli ho detto che volevo parlare di paradiso fiscale, Vannacci mi ha detto che forse era meglio se me ne andavo alle Cayman. Vannacci che dice a me di andare, forse è meglio, chiaro, come gli ho detto in faccia, è meglio se se ne va lui dalla Sardegna e si porta via anche il tricolore, perché è stato bellissimo. Vicino a me c'erano dei ragazzi sardi e allora io, guardando Vannacci così con mezzo disprezzo, mi sono girato dai sardi e gli ho detto: tu ittadi intendisi, cali è essa bandiera cosa tua? Tu ittadi intendisi e tu. Nessuno diceva che si sentiva italiano e quindi mi sono girato da Robertino e gli ho fatto capire che in Sardegna ci sono i sardi, caro Robertino Vannacci. Il problema è che in questi anni sono stati rappresentati i sardi e le istanze dei sardi, le istanze dei nazionalisti, da mostri filocomunisti che hanno di volta in volta il viso brutto, terribile e le idee ancora peggio di tutto questo mondo afferente al comunistame. Ma oggi ci sono io intorno a me sta coagulando una bellissima idea nazionalista basata sulla libertà, che i sardi, soprattutto i produttori, gli imprenditori, non aspettano altro che una forza politica fortemente identitaria, votata al nazionalismo, sia anche votata alla libertà dell'individuo, ok? Libertà dell'individuo, ok? Non esiste il popolo, non esiste una collettività, esistono tanti popoli, tanti individui che esaltando le proprie istanze concorrono a questa entità gelatinosa che è chiamata società, ma che non agisce come un soggetto, ok? Perché solo gli individui agiscono, solo gli individui si muovono economicamente, solo gli individui compiono azioni economiche. Quindi l'individualismo metodologico è il fondamento della rinascita del nazionalismo sardo, ovviamente. Ma volevo prendere appunto delle osservazioni che mi ha fatto ieri un ragazzo per rispondere a delle domande che sono ricorrenti. Questo ragazzo, Mattia Romano, un giovane, ok? Sono contento che si avvicinino, ci sono tantissimi giovani che si avvicinano alle mie idee. Prima di tutto perché sono idee meravigliose, perché parlare di libertà, sia nell'agma della prestazione, empatia e amore, scambi di energia fra esseri umani, è un qualcosa che manca alla politica ed è la base appunto della costruzione di una filia fra esseri umani, ok? Questo ragazzo Mattia Romano mi faceva un po' supponente, ma lo lasciamo andare, perché tutti questi che non hanno mai parlato di indipendenza e indipendentismo poi arrivano a parlare con un indipendentista e devono spiegargli la vita. A me fa abbastanza ridere, però non c'è nessun problema. Utilizziamo le parole di Mattia Romano per analizzare un po' la questione indipendentista sarda e le dinamiche fra Italia, Europa, possibilità. Lui dice: faccio un paio di considerazioni. Che l'identità sarda esista è indubbio, ma è un altro discorso rispetto alla domanda politica di indipendenza. L'indipendentismo, specialmente in questo momento storico, non mi sembra affatto un tema che stia molto a cuore ai sardi, in particolar modo ai più giovani. È molto facile che un giovane di Sassari o Cagliari abbia passato più tempo a Roma o Milano che a Oristano o a Nuoro. Al netto di slogan goliardici, parlando per esperienza, che esperienza avrà, un giovane sardo oggi si sente sardo quanto italiano, se non europeo. A me pare che ai sardi interessino soluzioni ai loro problemi che riguardano economia, servizi e sanità. Poi dice anche: l'indipendenza è ormai un sentimento più folcloristico che altro. Prova ne siano anche i risultati da 0, che i partiti indipendentisti tipo IRS, AMPI, Sardegna Nazione hanno sempre ottenuto alle elezioni. Escludo il PSDAZ perché allora riprendiamo. Questa è una delle prime. Ha fatto 3 domande. Questa è la sua prima considerazione. Partiamo dall'inizio. Quindi, che l'identità sarda esiste è indubbio, ma è un altro discorso rispetto alla domanda politica di indipendenza e indipendentismo. Prima di tutto, l'identità sarda esiste, non lo dice lui, ma esiste un forte nazionalismo. Nazionalismo è un qualcosa di diverso dall'identità, ok?
Nazionalismo è, come dice Renan, il plebiscito di ogni giorno, ok? Io ogni giorno, come tanti, scelgo di essere sardo. Ok? Mi sento sardo, non mi sento italiano. Questo non vuol dire che poi intorno a me ci siano delle persone che si sentono italiani, questi sono problemi loro. Ma c'è una realtà identitaria e nazionalista fortissima in Sardegna, la più forte d'Europa, così come era stato stabilito qualche anno fa da un sondaggio dell'Università di Edimburgo, dove dice che i sardi erano i più nazionali fra i soggetti senza Stato, fra le nazioni senza Stato, erano i più nazionalisti d'Europa, più dei catalani, più degli scozzesi, più dei baschi, più di tutti quanti, più di tutti quanti. Ci siamo noi, i sardi, che abbiamo bisogno delle nostre organizzazioni politiche e istituzionali. Quindi lui dice che è molto facile che un giovane di Sassari o Cagliari abbia passato più tempo a Roma, a Milano, che a Oristano a Nuoro. Io ho vissuto a Belfast, per esempio, questa idea tutta gramsciana che la nostra vita di sardi debba essere corrotta dal fatto che noi viaggiamo, andiamo in Italia o nel resto del mondo e smettiamo di sentirci sardi, è un'idea malata. Personalmente sono sicuro che a qualcuno come Gramsci, per esempio, che sino a quando era a Cagliari diceva buttiamo i continentali a mare, poi va a Torino e diventa italiano. Questo è un problema che riguarda i bambini, chi ha un'identità debole, chi fondamentalmente è convinto è autorazzista. Chi è autorazzista? Personalmente, nella mia esperienza, io ho vissuto un anno a Belfast ed è proprio a Belfast, all'estero, che ho maturato la mia convinzione e la mia percezione di essere sardo, ok? Perché non provavo niente per gli italiani. Ricordo quando ho vissuto a Belfast, la prima volta che vidi una bandiera sarda mi venne la pelle d'oca e mi avvicinai da un fratello sardo, perché i miei fratelli sono i sardi, non sono gli italiani. Gli italiani nel mondo non mi rappresentano niente, non mi avvicinerei mai a uno che sventola il tricolore, non entrerei mai in un ristorante italiano, non comprerei mai niente di italiano se dovessi essere all'estero. Ogni volta che sono all'estero e vedo una bandiera sarda, il mio cuore palpita per voi, fratelli sardi, e non perché voglia male agli italiani, ma perché gli italiani per me sono uguali ai francesi, ai tedeschi, ai lapponi, ok? Agli Amish. Che cazzo mi frega degli italiani? Chi li conosce? Non so niente degli italiani. Le uniche cose che so è l'indottrinamento che ho avuto a scuola. Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. Ecco, sono stato allevato come un pollo italiano in batteria, ma mica sono diventato italiano. Sono semplicemente una persona plagiata come plagiati sono i vostri figli che stanno per andare a scuola. Ma io non voglio essere italiano, non voglio morire italiano e soprattutto non voglio che le prossime generazioni siano sottoposte al plagio italianista a cui sono stato sottoposto io. Ok? A me non frega niente dell'Italia, niente della Costituzione più bella del mondo. Niente! 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 Capite? Niente! Cerco di spiegarvelo bene, ok? Lui dice che a lui pare che ai sardi interessino soluzioni ai loro problemi e non queste visioni folcloristiche. Beh, a me tutto si può dire, ma non che io non parli di indipendenza come soluzione dei problemi. Io non ho niente a che vedere con gli altri di cui parla lui. IRS, AMPI, Ammancabrosa Indipendenza. A sinistra per l'indipendenza vuol dire Ammancabrosa Indipendenza. Sardegna Nazione, che sono Falce e Marcello, che derivano da appunto le idee di Angelo Caria, che era un comunista, ok? Sardegna Nazione, appunto. Che invece, appunto, lui esclude il PSDAZ che in teoria doveva essere il contenitore delle idee liberali. Io lo dico sempre, io sono un sardista. Perché sono un sardista? Perché il sardismo nasce sulla scorta del più grande pensatore della storia sarda, che è Giovanni Battista Tuveri, ok? Quindi il PSDAZ doveva essere un contenitore di libertà e invece è diventato un contenitore di socialismo. Molto semplicemente. Quindi i sardi sarebbero interessati a soluzioni ai problemi che riguardano economia, servizi, sanità e lavoro. Io l'ho già date le soluzioni: paradiso fiscale e indipendenza. Ho parlato tante volte del modello di Andorra, del modello della Florida, del modello del New Hampshire. Io mi rivolgo a paesi civili, a paesi ricchi, prosperi, e quindi le mie soluzioni sono nel solco di paesi che funzionano perfettamente, che garantiscono ricchezza e opportunità a chi ci vive e paga un minimo di tasse. Ok? Un minimo accettabile di tasse, perché capite bene che non è possibile pensare che adesso arrivino gli americani o chi per loro e qualcun altro e vengano a costruire qua qualcosa
con questa tassazione. Questo è un momento florido per parlare di indipendenza e di paradiso fiscale con gli americani. E io mi propongo chiaramente, quando inizierà la campagna elettorale, di parlare direttamente con gli americani. Mica vado a parlare con Giorgia Meloni di indipendenza, ma mica vado a parlare con i servi della gleba di indipendenza dei sardi. Vado a parlare di indipendenza dei sardi con la forza politica, economica e militare più forte al mondo che ci deve garantire uno status speciale rispetto alla violenza socialista italiana. Ma non per altro, anche perché Giovanni Battista Tuveri era in perfetta assonanza con Thomas Jefferson. Se voi leggete la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, ok? E leggete i libri di Giovanni Battista Tuveri, che era un federalista e scriveva il diritto dell'uomo a distruggere i cattivi governi. Noi siamo più americani, più indipendentisti degli indipendentisti americani. Quindi è ovvio, per quanto mi riguarda, che il solco dei sardi e dell'indipendenza dei sardi si sviluppi all'interno delle idee di libertà che mica abbiamo preso dagli americani, ok? Che condividiamo storicamente con gli americani. Mica posso pensare all'indipendenza dei sardi guardando lo statuto di Hamas, ok? Che sia quello degli anni 80 che sia del 2017. Mica posso pensare all'indipendenza dei sardi pensando al monopartitismo cinese. Mica posso pensare all'indipendenza dei sardi pensando all'unione socialista economica russofila europea o ucrainofila nazista europea. Io voglio parlare di chi ha principi, di chi condivide con i sardi i principi di libertà, indipendenza, paradiso fiscale e individualismo contro il potere dello Stato. Questo lo posso trovare chiaramente in America. In America, presso anche i conservatori e presso soprattutto l'area libertaria che fa capo per esempio a Ron Paul, ha tutta una visione di libertà. A me andrebbe benissimo l'interlocuzione privilegiata con gli Stati Uniti d'America. Benissimo! Entrare in un protettorato americano dove a noi viene garantita, a noi sardi, la possibilità di gestire la leva fiscale e toglierci, allontanarci dalla vergogna pauperista e dirigista dell'Europa e dell'Italia. Io non vedo l'ora di parlare con gli Stati Uniti d'America, non vedo l'ora di parlare con chi, almeno nei suoi elementi ordinamentali fondanti, ha rispetto per la libertà individuale. Ma questa è una cosa normale, è una cosa da esseri umani, da brave persone, ok? Perché se il mondo è diviso in blocchi, esiste un mondo che almeno appunto ordinamentalmente, idealmente è rivolto alla libertà, è un mondo che è rivolto alla bruttura dei BRICS, alla bruttura del socialismo. È ovvio che poi i due movimenti, come posso dire, si avvitino o si possono avvitare su loro stessi. È ovvio anche questo, ma è ovvio che c'è una differenza sostanziale fra chi parla di libertà e individualismo e chi parla invece di costruttivismo e di socialismo, che io adoro, come diceva il vecchio Mughini. Questo quindi non c'è nessun problema, ecco perché a Manca Bros Indipendenza, IRS, Sardegna Nazione sono 0% a fronte della percezione indipendentista che ho io, perché lui dice, secondo lui non vede indipendentisti in Sardegna, io vedo solo indipendentisti. Ovunque io vada a parlare di indipendenza, ovunque, anche a fronte di persone che non sono indipendentiste, io trovo solo indipendentisti. Quindi, caro Mattia Romano, abbiamo percezioni diverse, probabilmente tu vivi fuori, ok? E probabilmente non hai mai parlato con Carlo Sanna, che ti fa diventare indipendentista in 5 minuti, anche perché non è che essere indipendentisti sardi vuol dire essere meno europei, ok? Cosa vuol dire? Ci sono tanti paesi che la Svizzera non è europea secondo te, Malta non è europea secondo te, Malta va bene, è nell'Unione Europea, ci sono tanti paesi europei che non sono all'interno dell'Unione Europea, quindi che discorso è? Fra l'altro, per quanto mi riguarda, l'Europa è un limite, è un giardinetto di schifosi socialisti. Non è un trampolino di lancio per condividere il mondo, ma è un luogo terribile che odia il mercato e odia la libertà e pratica dirigismo e controllo sulle popolazioni. Quindi che cosa parliamo? Essere europei, fra l'altro, è un problema di integrazione versus contro l'omologazione. Io non voglio che i sardi vengano omologati. Integrarsi e omologarsi sono due cose diverse. È esattamente il discorso dell'Italia. L'Italia non è stata possibile integrare i sardi, perché i sardi sono negletti. Il problema dell'Italia è stato un problema di omologazione di sardi, che in parte è riuscita e in buona parte no. Perché altrimenti non usciva un Carlo Sanna. Ok?
Poi la seconda domanda che lui fa dice, quindi riepilogando, la mia proposta politica è diametralmente opposta a quella dello 0%. E infatti io lo dico sempre, amici comunistoidi, non ho nessuna intenzione di toccare il vostro 0%, ok? Il vostro feudo di islamista, di ciabattatori e di edulcoratori di mostri cinesi, russi, brasiliani e mostri vari, non ho nessuna idea di sfiorarlo. Io mi rivolgo al 100% di sardi che non vi cagano manco di striscio. Quindi state tranquilli che il vostro 0% non lo voglio toccare. Ma la seconda domanda che mi fa Matteo Romano è questa. Anche in caso come si concretizzerebbe la cosa? No, perché di solito se qualcuno in una regione che è parte di uno Stato in modo stabile da più di un secolo e mezzo indicesse un referendum, le solite banalità separatiste, questo sarebbe dichiarato incostituzionale in tempo zero dallo Stato centrale, Puigdemont, fra l'altro c'è un precedente italiano, quello veneto, il referendum consultivo del 2014, bocciato dalla Corte Costituzionale, sti cazzi. Prima di tutto, caro Mattia Romano, io ho una tesi di laurea in costituzionale regionale, probabilmente ti sembra uno scappato di casa perché uso i registri colloquiali e sono uno scappato di casa, ok? Perché sono dovuto scappare dalla mia patria, che è la Sardegna, come tanti altri sardi. Però questo non vuol dire che non conosca perfettamente questi argomenti, questa è un'obiezione inconsistente, il fatto che la Costituzione più bella del mondo sia in realtà un luogo di assenza di libertà. È noto, l'Italia è una democrazia imperfetta. Costantino Mortati, che è il più grande costituzionalista nella storia dello Stato italiano, nei commentari alla Costituzione diceva plasticamente che il principio è democratico della Costituzione, ma la gestione è oligarchica. Quindi la gestione della democrazia italiana è nelle mani di un'oligarchia socialista, terribile, illiberale, che ha negato tanto ai veneti e negherà anche ai sardi qualsiasi afflato di libertà. Come si affronta questo problema? Presto detto, si affronta con una massa politica potente, una massa politica coesa che chiaramente è ispirata a un'idea di libertà, perché nessuno ha mai votato i comunisti nella storia dell'uomo. I comunisti si sono sempre affermati con la violenza, con la mistificazione, con la corruzione, invece la libertà si è sempre affermata come ideale. Quindi è ovvio che se riesco a far coagulare buona parte dell'opinione sarda che è indipendentista all'interno di un'idea di indipendenza liberale, ci saranno tutte le opportunità per definire la Costituzione quello che è un pezzo di carta straccia che non vale niente nel momento in cui i cittadini non la riconoscono più. Esattamente per il motivo di cui parlavo prima, per cui Thomas Jefferson e Giovanni Battista Stuveri convenivano sul fatto che vi fosse un diritto naturale dell'uomo a distruggere i cattivi governi. Nel momento in cui io spiego ai sardi che la Costituzione italiana è un cattivo governo, che l'Italia non è un'opportunità ma è un limite che blocca i sardi, allora automaticamente arriveremo all'indipendenza. Lui dice poi perché per un libertario la soluzione dovrebbe essere l'uscita e non adesso, aspetta, scusate un attimo. Lui dice l'alternativa sono le armi e mi sembra comico anche parlarne. Sembra comico a lui, a me non sembra comico per niente parlare di armi, perché in Sardegna c'è un malcontento terribile, le armi stanno ritornando in Corsica, le armi stanno ritornando altrove, quindi la mia posizione politica, come ho detto più volte, è una posizione liberale, ripudio le armi, nella consapevolezza che la violenza sia sibilante in Sardegna, e quello che sto facendo io è fatto proprio per contenere questa violenza. Se a me dovesse succedere qualcosa politicamente, se io dovessi essere emarginato, è ovvio che è una possibilità di violenza, c'è la possibilità che la violenza si compia in Sardegna, di certo non con la mia partecipazione, di certo con il mio favore, ma quello che sto cercando di fare io è proprio politicamente, è proprio qualcosa che va contro le armi, è proprio per evitare che scorra il sangue in questa terra martoriata, ok? Fra l'altro abbiamo già tantissimi precedenti in cui le costituzioni non prevedevano la possibilità di separarsi. L'Italia è una indivisibile, non è un principio, non significa niente. L'Italia non è una perché non gliene frega niente a nessuno. La Costituzione italiana non è un valore assoluto, ok?
pateticamente relativo a poche persone, perché la stragrande maggioranza di noi, di persone con cui valgo io, della Costituzione italiana non frega un cazzo a nessuno, quindi non è un valore. Abbiamo tanti esempi di indipendenza che ci sono stati nel Novecento, senza le armi, senza la violenza e ben oltre le costituzioni. Mi piace ricordare per esempio, non ultimo, la Brexit. Ok, Brexit è un esempio di indipendenza, ok? Di un popolo che oltre i poteri che la Costituzione europea dava loro, perché vi ricordate che c'è sempre stata la discussione, ma si può uscire, non si può uscire dall'Europa? Cosa vuol dire si può uscire o non si può uscire dall'Europa? Cosa vuol dire si può uscire o non si può uscire dall'Italia? Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. La gente fa quello che vuole se è fortemente determinata. La Costituzione non è un dogma, non è una legge naturale, non è la gravità, ok? Non è una legge fisica. È una stupidaggine che è stata discussa in 5 anni, fra il 43 e il 1 gennaio 48, e la gente ha accettato semplicemente per il monopolio violento dello Stato e per convinzioni di un periodo post-guerra terribile, ma noi la ridiscutiamo quando vogliamo. E se decidiamo che in Sardegna non si applica la Costituzione più bella del mondo, non si applica. Finito qua, voglio spiegarvelo proprio chiaramente, lo voglio spiegare a tutti quanti, è una cosa pacifica, basta trovare semplicemente i modi, le forme giuste e soprattutto gli alleati giusti. L'alleato migliore per noi sono gli Stati Uniti d'America, ovviamente, che ci proteggano da questa marea di ciabattatori islamici pericolosissimi, che proteggano i nostri confini in una visione che chiaramente guarda alla libertà. Ok? Ci sono degli stati meravigliosi all'interno degli Stati Uniti d'America, all'interno sono un meraviglioso paradiso fiscale. Un meraviglioso paradiso fiscale dove ci sono realtà come la Florida, come il New Hampshire. Andatevele a guardare voi perché io le conosco, le ho studiate, le ho viste e sono dei luoghi di estrema libertà e rispetto per il diverso, ok? Rispetto per il diverso nella libertà e nella contemplazione appunto di ciò che è differente, perché la bellezza è crescere, non omologarsi alla visione monetista del cittadino europeo. Jean Monnet, l'avete letto? È un'aberrazione quell'idea monetista del cittadino europeo che fa vibrare tutti gli europeisti. Fa schifo l'idea europea, fa schifo il manifesto di 28enne. Leggetevi il manifesto di 28enne di Rosselli, quello che tiene Calenda. Il liberale col culo degli altri, Calenda, si eccita per il manifesto di 28enne che parla di comunismo. Ok, il livello dell'Europa è questo, lo scrive Vladimir Bukovsky quando scrive EURS, cioè il fatto che il piano europeo sia un piano dei menscevichi per costruire in Europa quello che non sono riusciti a costruire in Russia, fondamentalmente una socialdemocrazia omogeneizzante che distrugge gli uomini e che garantisce delle elite economico-finanziarie, ok? È molto semplice, che è quello che sta succedendo e lo vedete tutti. E lui alla fine dice poi, Matteo Romano dice, perché per un libertario la soluzione dovrebbe essere l'uscita e non ad esempio sfruttare fino in fondo uno statuto speciale che dal 48 ci dà margini di autonomia fiscale mai realmente usati? Beh, prima di tutto qua c'è un errore di fondo notevole. L'autonomia sarda è una delle peggiori in Europa, ricordo i lavori del politologo Andrea Ballabio sugli authority index, che sono gli indici di potere che fondamentalmente ogni regionalismo, federalismo europeo ha. Regionalismo e federalismo sono due cose diverse, ma tanto la maggior parte di voi fa confusione terribile perché addirittura si parla di federalismo spagnolo, però lasciamo perdere. Poi chi vuole entrare nello specifico, chi vuole parlare di queste cose, vuole fare una trasmissione, molto volentieri. Però lo statuto speciale dell'autonomia sarda è uno statuto terribile. L'indice, addirittura l'autonomia sarda è inferiore. Lo statuto autonomistico sardo sancisce un'autonomia delle regioni speciali che è inferiore rispetto alle regioni dello statuto ordinario. Pensate soltanto per le modifiche dello statuto sardo. Lo statuto sardo è una legge costituzionale castrata dai procedimenti rigidi di discussione costituzionale, mentre una regione a statuto ordinario si rifà il suo statuto come meglio crede e non lo deve votare il Parlamento italiano, che invece deve decidere sullo statuto dei sardi. Lo statuto dei sardi è un'aberrazione violenta, ok? È, come dico, la legge degli italiani per gli italiani di Sardegna, non riguarda i sardi, ok?
E lui dice che lo statuto si può utilizzare. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che lo statuto si possa utilizzare, si può stirare, si può utilizzare come arma contro l'Italia. Ma credere che nello statuto sardo vi siano strumenti come quelli che si sono inventati la zona franca integrale, che non esiste, perché si parla di punti franchi, come quelli che sono convinti che lo statuto sia uno come i mauropilisti, ok? Come sono i conformisti per Mauropili, che sono convinti che attraverso lo statuto si possa parlare di autodeterminazione dei sardi, sono semplicemente, si dividono in due categorie: molto ignoranti e molto folli, ok? Io ho la fortuna di aver studiato giurisprudenza, di aver dato una tesi in costituzionale regionale proprio sulla modifica del titolo quinto. Capite come la vita, come si intersecano le esperienze degli esseri umani. Io ho dato, la mia tesi di laurea è stata sulla riforma del titolo quinto, quindi del 2011, che era la riforma costituzionale, che era la risposta della sinistra, perché non era la risposta leghista, era la risposta della sinistra alle istanze indipendentiste del nord Italia, ok? Quindi questa è stata la materia della mia tesi di laurea. Tesi di laurea, se volete andare a vederla, guardate, a me fa schifo la mia tesi di laurea perché allora ero un altro Carlo Sanna, però di fatto la mia tesi di laurea trattava questa roba qui. Quindi non è vero che lo statuto autonomistico è uno statuto che dà ampi margini di leva fiscale. Questi sono vaneggi di chi non sa di che cosa sta parlando, ma lo statuto chiaramente autonomistico può essere utilizzato contro l'interesse nazionale italiano, ed è quello che mi propongo di fare io: utilizzare gli strumenti dell'autonomia contro lo Stato italiano. Lo dico apertamente e dico apertamente che quello che voglio fare io. Chiaramente l'Italia si opporrà in tutti i modi, probabilmente userà violenza nei miei confronti, molto probabilmente utilizzerà violenza nei miei confronti. Ok, lo so, ne sono cosciente, sto cercando di dirlo a tutte le persone che si avvicinano a me, che io sto cercando di fare un qualcosa più grande di me. Se dovesse riuscire finiremo nei libri di storia, ma di solito chi parla di libertà e chi è ossessionato da queste idee riesce a catalizzare il corpo, la mente e il cuore dei propri fratelli, cioè delle proprie persone con cui condivide la filia, finisce sui libri di storia. Avete voglia di finire sui libri di storia nel bene o nel male? Venite che ci divertiamo, amici. E finza si indipendenza, finza sa federazione di sos populos sardos. Deo no appamorri italiano. Deo no appamorri italiano. Non voglio essere italiano. Mi sveglio tutti i giorni con l'idea di non morire italiano. Non voglio essere chiamato italiano. Non voglio la bandiera italiana. Sono disposto a dividere la Sardegna. Italiani da una parte, sardi dall'altra. Nessun problema, ma in amicizia, in libero mercato, nel reciproco rispetto delle differenze, perché è così che si vive fra esseri umani che si vogliono bene. Si mantengono buoni rapporti nel riconoscimento delle reciproche differenze. Finzas indipendenza. Ciao Mattia Romano. Se vuoi parlare di queste cose possiamo fare un incontro video, possiamo fare una diretta, possiamo fare quello che vuoi tu. Nessun problema. Anche per gli altri. Chi è interessato a organizzare qualcosa, io vado ovunque. Ciao.